Buongiorno, ben ritrovati per questa puntata di Ore 13 che mi permette di riavere in studio, degli amici che appartengono a un mondo, voglio usare questo termine, che è sicuramente diverso dal mio e che sto cercando, per quello che posso esserne capace, di riuscire a comprendere. Parlo del mondo dei non vedenti, in particolare, senza che Massimo me ne voglia, ma un po' di cavalleria lei mi consente, vero? Certamente. Certamente. L'amicizia che mi lega a Simona che è qui con me, insieme ovviamente alla sua inseparabile Isa, che avete già conosciuto, una trasmissione che abbiamo dedicato proprio anche al mondo dei cani legati ai non vedenti. Questa trasmissione in particolare, però, va detto, nasce da una loro richiesta, che fa seguito a una puntata di qualche giorno fa in cui era presente l'assessore veneto della Regione Veneto delle politiche sociali, Remo Sernagiotto, che ha parlato specificatamente dell'UICI, che sta per, ricordiamolo Simona? Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Ne ha parlato in maniera specifica, hanno chiesto un diritto di replica, come è nello stile di Antena 3 Nord-Est, come è già buona informazione, ci è sembrato corretto concedere lo stesso spazio, alla stessa ora, un diritto di replica perché vogliono spiegare quello che loro ritengono sia la verità, dico loro ritengono, perché altrettanto credo che Sernagiotto, quando è intervenuto, ritenesse che quella che diceva lui è la verità, sulla che vi assicuro sono due campane totalmente divergenti e ci sembra corretto darvi i due punti di vista. In apertura voglio salutare due persone all'ascolto, due amici con i quali ero anche sabato, uno lo conosce anche Simone ed è Massimiliano Bellini, lei lo conosce? Vagamente. Incidentalmente lo conosce, so che è all'ascolto, insieme ero con lui sabato, insieme a me c'era anche Antonio Triccoli, ne approfitto per salutarlo, perché in questo momento passa molto momento, suo padre, che era un grande amico di mio padre, sta poco bene e nel salutare Antonio voglio salutare tutte quelle persone che in questo momento soffrono per una persona che sta male e salutare quelle persone che stanno male che a volte guardano la televisione per trovare compagnia, per poter in qualche momento, per un qualche momento potersi distrarre. Credo che questo sia anche il nostro ruolo, farvi compagnia nei limiti delle nostre capacità, cercare di interessarvi, di informarvi e se riusciamo magari non farvi pensare a cose brutte che magari vi capitano. Ospite con noi in studio c'è anche la segretaria dell'UICI di Treviso, corretto? Esatto. Di cui Massimo è presidente? Da ieri, sì. Ah, da ieri? Sì. Ah, proprio... L'ho eletto. Massimo è presidente, mentre da moltissimo Simone è vicepresidente dell'UICI del Veneto. È una cosa che... Vicepresidente. Vicepresidente, no, tantissimo lei vicepresidente? Sì, da 5 giorni. Ecco, perfetto. Abbiamo precisato. Allora, per fare lei è detto segretaria, in base a quello che diceva Sernagiotto l'altro giorno, lei è segretaria part-time, tempo pieno cosa? Io sono segretaria part-time, ho una collega e totalizziamo insieme, io 24, lei 20 ore. Il suo posto di lavoro è a rischio? Sì, il mio posto di lavoro a rischio sono in cassa integrazione. Sono in cassa integrazione, così la mia collega, e la situazione sì, è abbastanza importante, pesante. Sappiamo e conosciamo la necessità dell'associazione nell'utilizzo del personale che è necessario. Facciamo anche tantissimo volontariato, questo sempre e comunque perché siamo... Sì, Il tempo non basta mai. perché il tempo non basta mai per questa attività e... Devo dire che in questo Purtroppo... senso l'impegno di Massimiliano come volontario, l'ho trovato per quello che ho potuto conoscerlo, e la sua disponibilità nei confronti degli altri è assolutamente straordinaria. Per esempio mi rendo conto che ci sono persone, con voi ma in tantissime altre cose nel Veneto, in Italia, si dedicano agli altri con una totale abnegazione. Prima parlavo di Antonio che è un volontario della Croce Rossa per esempio e mi ha parlato in maniera straordinaria della loro partecipazione emotiva quando c'è da andare per esempio ad occuparsi di un trapianto di cuore. Cioè, mi rendo conto come ci sia un volontariato veramente impagabile e impareggiabile, in questo senso a favore di chi ha meno di me e di lei, che stiamo meglio di loro. Certo. Quindi in questo senso dire che lo trovo
davvero straordinario per cui stiamo però parlando di lavoro. Sì, perché il volontario, guardi, Il volontario è volontario. È La sua volontario. parte volontaria è una cosa. certo. Di cui non stiamo parlando, ma non per offenderla. No, infatti, il volontario è fondamentale, è un'azione incredibile, noi non potremmo fare senza i volontari all'Unione Italiana Ciechi. Consideri che nel Consiglio, il Consiglio è formato esclusivamente da volontari e sono consiglieri, Quindi sono da presidenti. vedenti. No, No, noi volontari siamo non volontari. vedenti. Volontari non vedenti. Perché il Ma volontario... lei, scusi, il lei è volontario- volontaria vedente, Sì. Massimiliano è No, volontario io- vedente, no. E cerchiamo di capirci, non è perché Sì. Infatti la differenza è questa, cioè moltissimi volontari sono non vedenti che prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente Per per aiutare. l'associazione e per aiutare gli altri che come guardi, loro soffrono. Infatti lo raccontavo l'altra sera a Simona, mi ha colpito un documentario visto recentemente in televisione di un ragazzo all'estero in carrozzina che si prestava a insegnare l'utilizzo della carrozzina, ma compreso a giocarci, a fare le impennate, delle cose più incredibili, a persone che purtroppo cominciavano a utilizzare la carrozzina, come aprire la porta o come prendere un oggetto su uno scaffale al supermercato, e proprio c'erano questi disabili volontari che aiutavano i nuovi disabili a prendere confidenza certo. con il loro problema. Infatti io, imparando da una cosa che ha detto lei sulle porte, che suo marito lascia pericolosamente a 3/4, è una sorta di killer. Pericolosissime. No, ho detto a Massimiliano, bisogna avere le porte, perché gli ho detto attento che c'è la porta che si girava, non potevo tenerla. Si impara, voglio dire, ed è utile in questo senso. Vi ricordo che se volete interagire con noi, con loro, c'è lo sportello telefonico aperto 0422 796 732, ripeto 0422 796 732. Quel giorno che c'era Sernagiotto mi sembra che entrambi voi aveste telefonato. Sì. È corretto? Sì. Vorrei precisare che io li conosco entrambi, come conosco Sernagiotto, al di fuori di questa e di quella trasmissione, che le vostre non erano telefonate concordate con la mia persona. Assolutamente no. No. Ma è giusto per correttezza, voglio dire, io le pubblicizzo le mie trasmissioni via Facebook, come c'è scritto di oggi, che ci sono loro ospiti, c'era scritto quel giorno che c'era Sernagiotto. Immagino che quello sia il mezzo in cui l'avete saputo? Sì. Sì, io sì, e anche mentre la trasmissione in realtà era già iniziata, quindi è stata proprio una cosa estemporanea. E se posso dire, noi siamo qui oggi perché vogliamo far capire che cosa è l'Unione Ciechi, perché spesso pare che queste associazioni forse non servano, non siano superate, però noi che appunto siamo volontari, che forse, parlo magari per me, per Massimo, ma per altri, abbiamo avuto una situazione familiare o di ambiente, o insomma siamo di carattere anche, magari un po' più intraprendenti, noi prestiamo la nostra opera per chi ha i nostri stessi problemi ma non ha la stessa magari voglia di mettersi in discussione. No, anche poi, Quindi noi... qualche volta è bello raccontare anche retroscena. Isa viene da che scuola? Isa viene da Padova, a scuola di Selvazzano. Dalla scuola di Selvazzano, dove infatti io sono venuto, è stata una bellissima esperienza della consegna di 3 cani. La scuola, ecco, Andrea è il nostro camera, hai spaventato Isa, verrai punito a starnutito in diretta, se ci riprovi non ti riesce, bellissima. No, me ne fai un altro di lei, si gira e ti guarda, guarda che interessata che è il tuo... Vabbè, dovremmo girarla perché ci sta dando leggermente il lato B alla telecamera, vediamo se riusciamo a girarla. E dicevo, la scuola di Selvazzano da quanto esiste? La scuola di Selvazzano esiste dal 2004, Quindi anche se da pochi primi anni, ha avuto, da pochi anni. sì. Prima e sempre la scuola più importante era quella di Ce n'erano 2, cioè quella ci sono ancora di Toscana, Scandizzi e all'Imbiate. Lei chi ha conosciuto a Scandicci? Il marito. Ho portato a casa marito e cane. Sì. Pensate, cioè, il mondo è anche piccolo e divertente, perché succede, è bello raccontarlo, insomma, perché a quel tempo Isa appunto viene da Padova, dalla scuola di Selvazzano, istituto Bellò, il cui papà addestrava i miei cani, e però appunto a Scandicci, nella scuola da cui veniva, era il primo cane che prendevi? Sì. Era il primo cane che prendevi? Sì, sì. Scoprì insomma il marito. Telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno dottor Fioravanti e buongiorno ai suoi splendidi ospiti. Intanto io cerco di girarne uno se ci riesco. Lei parli pure signora, vediamo se convinco Isa ad essere più fotogenica. Prego, prego, ci dica signora. Allora, queste persone speciali
e hanno il diritto di avere una vita normale e splendida come tutti. Non posso paragonare a tutti i portatori d'Indica, ma comunque nello spessore del portatore d'Indica di qualsiasi tipo hanno il diritto di vivere una bella vita, con tutto quello che gli offre la vita, non di avere delle limitazioni perché non c'è questo, perché non c'è quello. Io ho avuto un fratello disabile e ho visto quanta sofferenza ha avuto mia madre perché agli inizi non c'era nulla. Abbiamo fatto un lungo percorso. Scusi, se mi permetta, se glielo chiedo, disabilità mentale o fisica? Era Down. Allora io credo che anche per tutti i portatori d'Indica ci voglia una qualità e un percorso di vita normale e di aiuto per la loro qualità. Non ci devono essere limitazioni di denaro per loro, perché sono cittadini italiani. D'accordo, la ringrazio signora. Andiamo sul denaro, che è un aspetto che, ripeto, io non conosco la verità. Se non ricordo male, Sernagiotto, lei si ricorda quali cifre vi ha attribuito come pensione per essere non vedenti? Lei si ricorda la cifra che ha detto Sernagiotto? Quel giorno in trasmissione? Simona si ricorda? Disse che voi percepite? Disse sì, che prendevamo 1.400 1.500, 1.100 di pensione e 400 di accompagnatorio, una cifra simile mi sembra che abbia detto, sì, non vorrei sbagliare. No. Massimo, ti ricordi tu? Sì, erano corrette le cifre. Cioè, cosa ha detto? Ripeto, io non... 1.200 di pensione e 400 euro di accompagnamento. Ha detto l'assessore? Sì. Puoi dirmi tu quanto percepisci? Allora, io personalmente, come cieco civile assoluto percepisco una indennità di 840 euro mensili e stop. Perché? Perché io, avendo un lavoro, supero il reddito lordo che è previsto per l'accesso... È anche giusto, se tu certo, lavori... Certo, assolutamente. Ci sta, voglio dire, no? Certo. Posso sapere che lavoro fai? È una questione complicata. Comunque lavoro alla motorizzazione civile. Motorizzazione civile era questo. E lì sto. Vabbè, insomma, per capire Certo. giusto per. Diversamente una persona non vedente che non superi i 16.000 euro circa lordi di reddito anno ha la pensione oltre all'accompagnatoria che è di 289 Quindi euro. arriva a 1.000? 1.000 qualcosa, sì. 1.000. Questa è la cifra complessiva. Non è 1.500, dici? No, altrimenti molte persone semplicemente non andrebbero a lavorare, non avrebbero un guadagno reale. Simona, la tua sezione in questo senso allora è gli stessi 800 che dice Massimo? Sì, ma questa vale per tutti i ciechi assoluti, tutti in tutta Italia prendono questi 840 euro. Questa è l'indennità di accompagnamento che viene Dopodiché data... tu lavori o no? Io no. Quindi tu hai? I 200 e arrivo a 1.050, 1.500. Non 1.500? No. Telefonata, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno. Mi chiamo Giuseppe da Padova. Buongiorno Giuseppe. E sono non vedente. Giuseppe, si fermi un attimo. Riesci a togliere l'audio della televisione che sento alle sue spalle? Abbiamo un ritorno che diventa terribile. Le chiedo scusa. Ecco, tolto. Allora, Remo Sernagiotto parla delle associazioni e di non vedenti come io parlo di pneumatici. Cioè, non ci capisco niente di pneumatici. Allora, chiedo scusa per chi non lo sapesse che Sernagiotto era chiamato amichevolmente a Montebelluna e Remo Cuperton. Sì, appunto. Perché, vabbè, è una cosa che si può dire, non si offende nessuno, perché era nel settore Scusa, mi scusi Giuseppe, ho due persone che qui se la ridono, dire ma è così. Guarda che io per l'assonanza del mio cognome e il fatto che la Z la dico male ero chiamato Tortellino, quindi ognuno ha le sue. Dal primo giorno che è diventato assessore, che ho avuto la sventura di incontrarlo. Però non usiamo questi termini perché io so anche delle cose buone che ha fatto, come il semaforo a Feltre vicino a casa di Simona, quindi cerchiamo di essere un po' pragmatici. Con
le associazioni di non vedenti. I non vedenti nel Veneto sono 8.000 quelli gravi e per fortuna hanno un'associazione che li ha portati dall'elemosina. Se lei va a Padova in Chiesa del Santo c'è ancora l'immagine che si chiama la Madonna degli Orbi, perché gli ciechi chiedevano l'elemosina. Oggi i ciechi sono, per la maggior parte, quelli che hanno la capacità intellettiva, diplomati, laureati, fanno i lavori più e hanno una dignità proprio in base all'indennità di accompagnamento. Lei mi conferma anche lei 800 euro? 847. Lei poi lavora o non lavora? Io sono pensionato e anziano. Quindi non hai 200 euro di cui parlavamo? No, i 200 euro. Perché lei ha la pensione, corretto? Perché ho la pensione. Sì. Perché devo Non ho saltare la mai pubblicità, 2 minuti torniamo. Beh. Rieccoci in studio, la trasmissione l'abbiamo intitolata UIC, che è Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, con noi o senza di noi, perché sulla validità, l'utilità di questa associazione, l'associazione Agiotto qualche giorno fa ha espresso delle serissime perplessità, essendo questa trasmissione di replica, e io personalmente ho avvisato in questo caso l'assessore che quest'oggi i rappresentanti dell'UIC sarebbero stati qui in studio, perché mi sembrava corretto, qualora volesse intervenire lui, che ci fosse questa disponibilità. Ho scritto appunto con noi o senza di noi perché l'esserci o non esserci dipende anche, mi è parso di capire, dai finanziamenti che la Regione dava e, stando proprio quello che ha detto l'assessore qui seduto in studio, non darebbe più a, se non ricordo male, 7-8 associazioni in particolare. Vogliamo spiegare voi a cosa ritenete di servire? Lo chiedo al vicepresidente regionale, mi sembra corretto? Ma anche il presidente Treviso sa benissimo cosa. Oh, scegliete voi, basta che Vai voi... Massimo. Ma allora, occorre una precisazione. Noi non siamo qui a chiedere o a supplicare denaro. Il problema fondamentale è che noi svolgiamo delle funzioni e ci chiediamo chi le svolgerà quando e se noi non ci saremo più. Queste funzioni vanno dall'assistenza, dall'aiuto e dall'accoglimento di un bambino non vedente e della sua famiglia nel momento in cui viene fatta la diagnosi di cecità e spesso Prego. La diagnosi ovviamente viene fatta dal medico. Quindi non ci sono strutture sanitarie ospedaliere pubbliche, quindi che fanno già parte dei costi della sanità pubblica in grado di assolvere questo compito. No, allora, la diagnosi in quanto tale senz'altro. Certo, la diagnosi ci mancherebbe. Il problema poi il qual dopo, è? No, il dopo. no, il problema è appunto questo, cioè nel momento in cui alla mamma e al papà del bambino viene fatta la diagnosi, tuo figlio non ci vede e non ci vedrà mai, perché poi in soldoni il messaggio è quello, lo si può addolcire, ma quello rimane, poi sei, tra virgolette, sulla strada, per cui devi arrangiarti un po' tu, barcamenandoti tra commissioni INPS piuttosto che ausili da scegliere, quale scuola, dove andare, come educare questo bambino, come spiegargli il mondo, in modo che i genitori non sono come dire, preparati dalla tradizione a fare, cioè spiegare un mondo che non ha luce e che non ha colori. Questo è complesso, è difficile e a volte capita infatti che quando le strategie non sono quelle giuste si ottengono addirittura quadri di bambini che non hanno un corretto sviluppo, quindi che imparano a camminare più tardi, che non riescono a capire il concetto di spazio. No, tutto questo che tu dici è assolutamente giusto, sì, che venga dato, che venga fornito. Io penso alle riabilitazioni, per esempio, di chi è costretto a usare protesi, quant'altro. Certo. Allora, se io perdo una gamba, perdo 2 gambe, ci sono degli istituti di riabilitazione dove un personale pubblico, statale, si occupa di me. Perché tu mi dici che per un non vedente questo non c'è? Perché l'intervento che si deve fare, purtroppo e per fortuna, è molto complesso e coinvolge diverse specialità e diverse dimensioni. Ma la domanda è sempre la stessa, non c'è nel pubblico chi lo faccia? No, non c'è nel pubblico chi lo faccia. Non c'è nel pubblico veneto, non c'è nel pubblico in Italia, non c'è, per capire. No, non c'è in Italia, ma perché, scusami Massimo, Prego. solo una cosa, per far capire la differenza, è che il percorso che partiamo dal fatto che sia un bambino appena nato, ha un percorso per tutta la vita,
davanti a sé, in cui sarà cieco sempre. Nell'eventualità che, se mi attacco al tuo esempio, una persona perda una gamba, avrà il periodo di riabilitazione, avrà il periodo nel quale gli si costruirà la protesi, però poi il suo percorso è finito materialmente, poi magari psicologicamente non lo so, però la persona cieca ha una vita davanti che cambia, deve cominciare prima con i genitori che abbiano l'approccio giusto con il bambino, poi questo bambino dovrà andare a scuola, quindi ci sarà l'inserimento scolastico con insegnanti di sostegno, non sempre preparati al meglio. Poi andiamo avanti. No, un attimo, ma c'è il problema anche di chi diventa cieco in Ma età certo. adulta? È fondamentale, direi, nel senso che per esempio all'interno della nostra associazione, a livello veneto, ma questo vale anche a livello nazionale, oltre il 65% dei soci sono persone che perdono gradualmente la capacità visiva in seguito a patologie tipo la degenerazione maculare che sopravvengono di solito in tarda età e queste o anche talvolta in età lavorativa e queste persone non puoi trattarle soltanto dal punto di vista medico, per cui ti faccio la diagnosi, ti do il collirio e ti do l'occhiale finché ti serve. Io devo offrirti il modo di ristrutturarti un percorso di vita, quindi ieri facevi questo in questo modo, domani farai comunque quello che facevi prima, ma lo farai in un modo diverso, oppure non farai più quello che facevi prima. A noi è capitato per esempio il caso di un ragazzo che era disegnatore industriale e bisogna inventargli, aiutarlo ad inventargli un percorso di vita nuovo. Io se fossi non vedente potrei continuare a fare radio, forse avrei dei problemi a fare televisione, per esempio. Certo, ma anche nel fare radio tu ti ritroveresti davanti a tutta una serie di ostacoli certo. tecnologici. Allora, ecco che ti servirebbe qualcuno che ti spiegasse, guarda, questo ostacolo lo superi così. E questo è quello di i non vedenti. Vediamo alla vedente che ci lavora in mezzo. Qual è la richiesta tipica a cui lei si è trovata a rispondere come sportello? Esatto, come sportello. La richiesta, perché la lei prima, lo sportello, sì, giusto? io e la mia collega facciamo lo sportello. La prima richiesta è capire quanto ci vedo. Sembra straordinario, ma è veramente questa. Cioè, secondo i parametri che la legge prescrive, anche per gli monumenti di cui abbiamo parlato, la cosa che sembra più difficile è avere informazione riguardo a quanto ci vedo e di conseguenza cosa posso fare. Come mi posso confrontare con il mondo? Che cosa posso ancora fare? Nelle cecità acquisite, quelle di cui parlavamo, non solo dell'anziano ma anche dell'età lavorativa, abbiamo veramente persone che si trovano improvvisamente in una situazione diversissima e per le quali venire per esempio accompagnate da un parente, ecco un'altra cosa eccezionale, e denunciare come prima cosa mio marito, mia moglie, mio figlio, mio padre non capiscono cosa io mi trovo a vivere in questo momento. Quanto ci vedo di quel minimo residuo che ho? Cosa posso fare con questo minimo residuo? Oppure con il nulla che io ho di fronte, come mi devo approcciare al mondo? E queste domande sono difficili e le risposte sono diverse per ciascuno di loro. È proprio il problema psicologico è il primo da affrontare, l'accettazione. Uno si aspetta del problema psicologico che anche soltanto nei consultori ci sono gli psicologi, dovrebbe esserci un sostegno, dovrebbe esserci qualcuno nel pubblico, perché questa è la cosa che mi sembra essere stata obiettata, ma come nel pubblico abbiamo tutto il personale che abbiamo, non c'è chi lo fa? E io posso dire, io da fuori direi, ma come mai non c'è nel pubblico qualcuno che lo fa? No, non c'è nessuno di specializzato nel campo e non hanno tempo. A volte, a volte può capitare quando vai dallo psicologo, e questi sono casi in cui ci è capitato spesso di affrontare, in cui è il non vedente che passa metà della seduta a spiegare allo psicologo che cosa può fare e cosa non può fare. E quindi poi in realtà il valore terapeutico dell'aiuto che lo psicologo nella sua professionalità potrebbe dare, se poi hai la sfortuna di essere il primo non vedente che capita in quel consultorio, in quella struttura, rischia di essere compromesso. Allora, io sono sempre l'avvocato del diavolo in questo caso, ma nella miriade di specializzazioni, perché penso, faccio un esempio banale, nell'ortopedia, non è che
l'ortopedia sia una. Ci sono chirurghi che operano soltanto la caviglia, ce ne sono alcuni che operano soltanto la spalla. Mio figlio è stato recentemente operato al ginocchio, la ricostruzione di un crociato, è andato da un chirurgo che fa quello. Sono tutti ortopedici, ma non è andato da quello che cura la caviglia o che rifà la spalla, è andato a rifare il ginocchio da uno che fa il ginocchio. Nel pubblico 8.000 non vedenti in Veneto, non ci sono nelle strutture pubbliche psicologi con le competenze specifiche necessarie per aiutare voi? Abbiamo una fondazione. Ma questo siamo sempre nel privato, No, però. non ci sono. Ma poi tu mi dici nel Veneto, io sto a Belluno, ho appena perso la vista, Dove non vai? posso più guidare l'auto. Dici Non uno per sono in provincia, grado uno di- per provincia mi Non verrebbe a sono in dire. grado di muovermi da solo. Uno per provincia sono 7 persone che abbiano questa competenza, non sono 700. Ma per darti Come c'è una sede UIC, prima fra l'altro mi dicevate che Giuseppe, che chiamato, era il presidente dell'UIC di Padova, e voglio dire, come c'è una sede UIC per ogni provincia, non c'è. Cioè non mi sembrerebbe così assurdo che ci fosse in ogni USL un... No, No. non c'è. Ma Guarda, non sarebbe assurdo che ci fosse, Fabio, però. Non sarebbe Per assurdo, darti- ma purtroppo No, ma io prendo atto che non c'è, ma non sarebbe assurdo che ci fosse. ci dovrebbe essere. ci dovrebbe. ecco. Certo, Per- ma noi volentieri Se ci fosse, dice. Allora, se ci fosse, se Sì. ci fosse, servireste meno? Certo. guarda che lo nostro, io lo dico spesso a volte Sì. a chi non mi dice, noi siamo una delle associazioni che vorremmo non servire, vorremmo non esserci. Primo perché se non nella mia avremo logica, ti chiedo soci. scusa perché tu non la vedi ma io ho una lucetta rossa che mi interrompe. Ah, scusa. No, aspetta, ma voglio dire, se questa cosa che troverei logica che ci fosse, Sì. se ci fosse in ogni USL uno psicologo, non che si occupa solo di non vedenti, ma che avesse le competenze per occuparsi di non vedenti, voi servireste meno? Serviremo Dal punto di meno. vista Servireste non meno. sì. Per, Servireste quella- meno. per quel particolare aspetto, sì. Sì. Se Servireste fosse meno. davvero preparato. No, certo, perché da 2 minuti torniamo. Lui non lo sa ancora, ma qualcuno ci ha già pensato. Forse più di qualcuno. La tua sicurezza, la tua serenità, la tua casa protetta a 360 gradi. Il nostro più grande valore, la tua sicurezza. Camini Dumont vuol dire qualità ed affidabilità sempre certificata. Durante, le canne fumarie di ultima generazione per stufe, pellet, caminetti e caldaie a condensazione. La vasta gamma dei prodotti del gruppo Dumont è sempre disponibile nelle botteghe delle canne fumarie a Selva del Montello. Rieccoci in studio, parlavamo anche di quello dove a quanto pare il pubblico è carente, come purtroppo è carente in tante cose anche nella sanità. Lei mi parlava di un centro a Conegliano, vogliamo spiegare cosa c'è per esempio? Visto che lui c'è anche ipovedenti. Certo, noi seguiamo tantissimi ipovedenti che non hanno diritto a indennità, non hanno diritto a pensione. Non hanno niente? No, non percepiscono nulla. Anche se è un'ipovedenza grave? Si chiama proprio ipovedenza grave, ma è ipovedenza. Hai diritto Quindi se esclusivamente... vedi qualcosa, niente. Sì, hai diritto esclusivamente a una scontistica e aiuti dal punto di vista del trasporto. Quindi vederci poco è un lusso. Sì, Sì, grande. sì. ovviamente, mica- Aiuti nei mica- trasporti e agevolazioni fiscali. E basta. c'è un centro, diceva, che Un centro per l'ipovisione, ci sono più o meno sul territorio, sono diffusi almeno uno per ogni provincia, e per Treviso è il centro di ipovisione di Conegliano. ma non c'è un, ed è quindi per chi vede poco, ma non c'è un centro invece per chi non vede per niente. No. No, Il problema, per esempio, Pubblico è no. quando si tratta di prescrivere degli ausili, quindi scegliere materialmente quale ausilio è più adatto. Per ausilio cosa intendi? Per ausilio intendo una sintesi vocale, cioè qualcosa che legga lo schermo del computer piuttosto che dei documenti cartacei. Vi dico una cosa, io vorrei, scusa ti interrompo, perché è la mia grande curiosità capire loro, siccome noi ci scriviamo via Facebook, Massimo Toretti, Sì, sì. Massimo Toretti c'ha una competenza giuridica che mi stende, quando mi scrive lui sono preoccupato, perché non so cosa succede, mi cita, è una bestia, Simone è più delicata, mi preoccupa meno, ma io gli ho detto, io vorrei capire loro, siccome appunto interagiscono su Facebook, li trovate, c'è anche lei per caso?
No, lei sì, no, lei si tiene fuori a Facebook. Io mi tengo fuori. Poi è un animale raro. Isa non c'è su Facebook, se non in fotografia, in foto c'è, la vedete. E dicevo, e ho cercato di capire, devo ammettere che pensavo, per esempio, che la tastiera, mi immaginavo la tastiera Braille. No, sì, no, tu? No. Normale. Noi usiamo addirittura ormai dei dispositivi touchscreen, quindi senza proprio tasti. No, lei, fermo là, tu touchscreen, tu? Eh sì, anch'io touch. E l'hai visto il cellulare? Questa scrivo scusate, io che Sì, mi la computer cavicchio, alla scrivo con 2 dita, talvolta il secondo. Questa metto scrivo con 10 dita. Sì. Sì, se no si perde Il troppo computer tempo. sì, certo. Il computer ha la tastiera, come Avete la tastiera di di un fronte l'handicappato, diciamocelo pure, ma tra l'altro secondo me ha fatto uno scherzo crudele, perché è un po' vigliacca, diciamoci la verità. Era lì che smanettava con l'iPhone, spiegandomi che in realtà però l'utilizzo di questo strumento non è per avere il telefono figo, giusto? No. Vediamo se io so la risposta, è perché? Perché ormai sono diventati dei secondi occhi, ci servono per orientarci nello spazio, per leggere le cose scritte sui fogli di carta, per leggere i bugiardini delle medicine. Perché ha delle funzioni particolari. Permette di avere tutta una serie di programmi che per noi sono utili. Allora lei mi stava facendo vedere, tra l'altro, non so che orecchie hanno, ma non so, cioè sono bioniche. Sì. Ce le impiantano quando ci diagnosticano la cecità per compensare. Perché questo, io ero là che dicevo cosa stai dicendo, che non ce la faccio più, che mitraglietta mentana, il suo iPhone leggeva a una velocità che da impazzire, con persino la battutina lo facciamo apposta, perché? Perché così gli altri non capiscono cosa dice. e mi stava facendo vedere, per farmi capire, leggeva forse la home page di Facebook con tutti quanti i commenti. Sì. E io dentro sono rimasto esterrefatto sia del meccanismo che non conoscevo perché sono troglodita, sia di come lei riuscisse a capire quello che stava ascoltando, pure con questa battuta sul fatto così, siccome io ascolto a voce alta e gli altri non possono sapere cosa sto ascoltando perché è troppo veloce, e poi mi ha fatto una vigliaccata. Gliel'ho suggerita io. Sì, ho oscurato. Scusa, no, fermo là, scusa. Gliel'ho suggerita io, è colpa mia. Hai capito perché io ho paura di quest'uomo? Questo è un infamaccio, cioè un infamone. Perché volevo solo darti l'iPhone in mano così col programma che parla inserito. Cosa gli hai suggerito? Cosa gli hai suggerito? Perché dartelo in mano con la sintesi vocale attiva e con lo schermo attivo era troppo poco. Bisognava oscurarti lo schermo, perché se no non è divertente. Non lo dire. Cioè, io ci metto buona volontà con loro, ma guardate che è difficile. Adesso usalo. Sì, l'ho guardato e ho detto. L'ha guardato, l'ha preso e me l'ha restituito. Cosa faccio? La serie, perché ecco, queste sono cose, per dire, mi rendo conto che bisogna imparare a usarlo. Posto che io ho preso un giochino per mio figlio, la PS Vita, che mi hanno detto, guarda, è facile. Ci ho passato 4 ore per inserire il gioco che avevo pagato al telefono con una gentilissima operatrice della casa madre che diceva guardi sì, apra la icona, cioè, detto in alto a destra, in basso a sinistra, clicchi quello. Io che ho smadonnato per 4 ore, però mi rendo conto che se io fossi al loro posto sarebbe dura. Sarebbe dura. Queste cose chi le fa? Allora, quando tu hai bisogno di un ausilio come quelli che abbiamo detto, è un esempio questo? Sì, certo. Tu vai dall'oculista, te lo prescrive. L'iPhone, scusa. No, l'iPhone lo compri, ma in generale qualsiasi ausilio sia, vai e ti viene prescritto dall'oculista che però, non per colpa sua, ma perché lui è un medico, si occupa di vista, tenta di conservarla e di fartela non perdere se puoi. Che è una cosa bellissima e giusta. Però quando poi si tratta del cieco che è cieco e rimarrà cieco, lui non può fare altro che prescrivere questi ausili di cui in realtà non ha conoscenza diretta, ma nessuno può sapere tutto. Quali sono questi ausili, per esempio? La barra Braille che ti permette di leggere in Braille quello che appare sullo schermo, dei sistemi che si chiamano OCR che servono per leggere i testi scritti a stampa. Domanda, ma lui sa cosa prescriverti o glielo dici tu? No, glielo dici tu. Cioè tu devi avere già avuto qualcuno che ti dice guarda, questa cosa qui secondo me ti serve, questa cosa qui in fondo no, per questa magari aspettiamo quando sarai più grande o avrai imparato meglio il Braille. Questa cosa la facciamo noi, cioè noi mandiamo comunque in ospedale dall'oculista un utente che è già stato in qualche modo preparato a chiedere cosa secondo noi serve. Questo perché?
Questo perché ti interrompo, neanche tu puoi vedere la lucetta rossa che in questo caso non mi interrompe per la pubblicità ma per una telefonata. Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Prego. Sì, salve, sono Sara, sono una non vedente, chiamo da Treviso. Buongiorno Sara. Buongiorno, io conosco i suoi ospiti, volevo soltanto puntualizzare questa cosa. In questo momento state parlando degli ausili che ci vengono forniti per aiutarci ad avere una vita un pochino più normale, se possiamo usare questo termine. Ecco, sicuramente lo diranno anche Massimo e Simona e anche Maddalena, però la cosa importante qui, secondo me, è da capire che intanto sono stati stretti anche i cordoni della borsa per quanto riguarda la fornitura di questi ausili, e questa non è una cosa da poco, per cui mi permetto di dire che si scherza, si fanno le battute su quanto un non vedente possa essere veloce ad usare un iPhone piuttosto che un Guardi, scusi se interrompo, io una volta parlando con un non vedente che penso lei conosca, fra l'altro sta a Loreggia, mi spiegò come gli ausili, che possono essere anche per un ragazzo in carrozzina, una carrozzina al titanio, sono gioia di vivere, quindi credo che anche nella vostra sfortuna, se riusciamo nel senso buono, io non penso di avervi preso in giro, spero non... No, ma riusciamo a sorridere, penso che sia giusto, ma se avessi mancato di rispetto le chiedo scusa per inteso. No, ma io non volevo, chiedo scusa, io non volevo intendere questo assolutamente. No, ma lo dico magari perché se qualcuno a casa pensasse quel deficiente del conduttore ci prende in giro, no, non vi voglio prendere in giro assolutamente. No, ma questo io non lo vorrei credo. sembrare scortese, chiedo la possibilità di fare questa precisazione perché non vorrei mai essere frainteso. Io non lo credo affatto, però temo appunto che uno dei messaggi che può arrivare a casa a chi non conosce i non vedenti purtroppo possa essere anche questo. No, vedi, io sto dicendo che da vedente mi rendo conto della difficoltà che c'è nel fare quello che per voi è indispensabile per avere una vita simile alla mia e di quanto tempo mi ci vorrebbe, pur usando gli occhi, per imparare quello che ho visto fare Simona l'altro giorno. Diventerei idrofobo e se poi non c'è nessuno che me lo insegna, nessuno di fianco, perché ripeto, per un giochino di una console mobile di mio figlio sono stato un pomeriggio al telefono con una persona gentilissima nella casa madre, se io non ho per utilizzare un iPhone come lo usate voi qualcuno che si mette lì e mi spiega, io non riuscirei mai ad usarlo, assolutamente. Certo, ma io questo lo posso capire, la tecnologia comunque non è così facile e accessibile per tutti, al di là del fatto che uno ci possa vedere o non vedere. Io credo però che l'importante sia che le persone che non conoscono la nostra realtà, la realtà della cecità e il rapporto che abbiamo con la tecnologia, che per fortuna ci aiuta, ripeto, è che devono capire, le persone devono capire che non è proprio sempre così divertente questo approccio. Per avere l'ausilio noi dobbiamo veramente a volte fare fatica perché, ripeto, i cordoni della borsa sono stati stretti e non poco, Massimo e Simona e Maddalena glielo potranno anche confermare, quindi grazie al cielo la tecnologia c'è. Però quello che bisogna capire è che l'Unione Ciechi come istituzione, come ente di tutela morale, serve anche, non soltanto a garantire proprio il fatto che molti non vedenti, che non hanno nemmeno idea ancora oggi di cosa possa essere un computer o un telefonino, io stessa l'iPhone non ce l'ho, mi sono sempre rifiutata di usarlo, Massimo lo sa, infatti siamo in guerra per questa cosa, ma prima o poi mi arrenderò, mi toccherà. Quanti anni ha lei? Ha una voce bellissima. Grazie. Quanti anni ha? 44 gatti come i gatti fila per te, adesso di due. Adesso mi guardi negli occhi, ma voglio dire, la guardo, io ne ho 50 e sono troglodita, ma lei ha 44 anni, giovanissima, l'iPhone se lo deve prendere, ho visto loro come lo usano, le serve a vivere meglio, le chiedo scusa, mi chiamo la linea, devo salutarla, 2 minuti torniamo. Arrivederci. Rieccoci in studio, abbiamo mai pochi minuti. Maddalena, io l'ho vista venire armata di una cartellina piena di fogli e di numeri. Vuole dirci che cosa si portate e perché? È difficile riassumere quello che noi facciamo nella nostra attività e quindi così avevo pensato che scrivermi qualche appunto sarebbe stato più facile, più veloce perché i tempi televisivi sono stretti, tutto qua. Quindi?
moltissimi ciechi anziani, è difficile che cerchino informazioni su internet. E loro e i loro familiari, come fanno a vederle? Esatto, loro e i loro familiari necessitano di una presa in carico con un supporto che è tecnico, che è psicologico, che è informativo ed è formativo. Noi contiamo moltissimo sulla formazione. La formazione del non vedente è una cosa fondamentale. Per farla non abbiamo dei costi zero. Io ho visto delle cartelle con numeri. Ah sì, sono... Noi siamo così, siamo un po'... Intanto sappiamo che il cieco grave non è solo cieco assoluto, ma è anche il cieco parziale ventesimista. Il cieco parziale ventesimista è sempre cieco, ma ha un residuo che dà da un ventesimo a un duecentesimo, vuol dire che praticamente fino a che non vede, finché vede una frazione, diciamo, esatto, è ancora cieco parziale ventesimista, non viene considerato assoluto, quindi gli assoluti sono anche pochi, relativamente pochi, quelli che possono prendere quell'indennità di cui abbiamo parlato prima, perché il cieco parziale ventesimista prende 197 euro al mese. Telefonate, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Sì, pronto? Prego. Ah, ora la sento, salve. Sono Massimo da Padova. Ci dica. Sì, allora, praticamente io sto seguendo la trasmissione. Volevo complimentarmi con Massimo e Simona, anche se non li conosco direttamente, però conosco Sara Binassi che ha appena telefonato lì. Volevo chiedere scusa a lei come conduttore, però se lasciasse parlare un po' di più le persone quando stanno spiegando le cose, in modo che le persone che ascoltano possano capire bene. Dica, io non lo sto interrompendo, ma lei non sta dicendo niente però, mi perdoni. No, ma non è che lei sta interrompendo me, però no, ma se vuol dire qualcosa, perché diversamente chiudo la telefonata. No, la sento malissimo, pronto? Se ha qualcosa da dire lei, diversamente non la sto interrompendo, ma chiuda la telefonata, perché non sta dicendo nulla. Va bene, d'accordo, grazie mille. Io ho interrotto prima Maddalena per dare la parola a lei che non dice nulla, capisce? Però non ci capiamo. Torniamo ai numeri. Allora, 197 euro per l'indennità dei ciechi parziali ventesimisti e eventualmente la pensione sempre se non hanno un'attività lavorativa. E abbiamo detto degli ipovedenti, gli ipovedenti hanno bisogno di essere molto supportati perché magari hanno una patologia che poi potrebbe degenerare con l'età, pensiamo alle valeritiniti eccetera, e si trovano a dover affrontare man mano un problema che si aggrava nel tempo, fino forse anche a determinati tipi di cecità. E di conseguenza supportarli va preso in carico l'intera persona. E per farlo noi facciamo corsi, noi facciamo formazione, noi facciamo tante... Quando dice noi, intendi l'associazione, l'Unione Italiana Ciechi fa tutte queste cose e lo fa col supporto del personale, perché quando io prendo in carico una persona viene con carte, viene con certificati che non sono a lei intellegibili, ai suoi familiari intellegibili e con linguaggio specialistico di un oculista scritta a mano e vogliono sapere da noi. Io non posso passare la palla a Massimo e dire leggilo tu, perché anche se glielo tiro tu su con lo scanner non sarà leggibile. Deve avere una persona che fisicamente ci veda e che passi quel materiale che nonostante le tecnologie che i più bravi di loro sono in grado di utilizzare, riescano a venire a capo di questo materiale e di conseguenza una persona vedente nella struttura con continuità e con esperienza è necessaria. Io lo dico solo... E queste persone, Simona, venivano pagate con il contributo della regione? In parte sì, una parte, perché comunque la regione non ha mai dato i soldi necessari a coprire tutte le spese, però noi non è che vogliamo questo, noi una parte dei fondi che ci sono necessari per la vita dei nostri uffici li abbiamo sempre trovati tramite forme di autofinanziamento, quindi dandoci noi stessi da fare. Luigi, per... detto, quante sedi ha oggi? 7? 7 sì. Più il consiglio regionale. C'è un'unica cosa che mi sento di dire rapidissimamente. Eliminare noi
significa potenzialmente poi togliere di efficacia tutta una serie di altri servizi, tipo la scuola Triveneta Cani Guida, che è indispensabile, fondamentale. Questo che dicevo, Sì. dove tra l'altro era presente l'ex assessore De ai Poli, servizi sociali, sì. Antonio De Poli, oggi senatore, che parlando di Facebook è uno di quelli che ha messo i suoi like, il suo mi piace sul fatto che voi foste qua. Esatto. E se noi scompariamo, il cane guida diventa meno utile, perché per arrivare al cane guida bisogna fare un percorso, bisogna sapersi muovere prima col bastone, per esempio. Queste cose le facciamo noi. Diversamente si rischia di avere dei non vedenti che non riceveranno mai l'adeguata preparazione a vivere nell'ambiente di oggi, e quindi anche il cane guida, anche le tecnologie diventano uno strumento Senza morto. che l'ultimo telespettatore si offenda o mi si arrabbi con me sui cani guida. Un agente ha fatto a Sernagiotto che ha detto: quella scuola, visto che l'ultima consegna a Simona dove erano i 3 non vedenti che hanno avuto il cane? Erano Ti ricordi? un veneto, una ragazza di Bolzano e un signore del centro Italia. Allora, lui ha detto, Sernagiotto, non quello veneto, ma quello di Bolzano e quello di Ancona, dico a caso, le loro ASL dovrebbero contribuire al pagamento dell'addestramento di quel cane, che mi sembra costi sui 16.000 euro di lavoro, corretto? Esatto, ma il Lui cane dice- guida non è nel nomenclatore tariffario, non è un ausilio riconosciuto. No, lui dice e seconda cosa dice, il non vedente a sua volta dovrebbe partecipare alla spesa per il cane che gli ridà la possibilità di una vita migliore. Queste erano 2 osservazioni fatte da Sernagiotto, vi chiedo una risposta. Allora, posso... Le avete sentite anche voi, credo? Sì, Le sì, avete sì. sentite anche voi Sì, queste certo. affermazioni? Oh. Allora, il cane guida non è un ausilio riconosciuto al momento, lo è il bastone bianco che costa 150 euro, il modello più caro, non lo è il cane guida. Il nomenclatore tariffario non viene aggiornato dal 1992, praticamente c'è stato un aggiornamento nel 99 che è stato disatteso quasi da Per tutte che le cosa ASL. siete aiutati? Nell'acquisto di cosa? Nonostante tutte le nostre insistenze. Nell'acquisto di cosa siete aiutati? Alcuni ausili, ma Tipo? non tutti, tipo per esempio la barra Braille, la sintesi vocale, però ogni ASL si regola a modo suo perché non Per capisci applicano. il computer? No, ma quello è anche giusto, che non Il sia telefono? passato. No. No. Tutti gli ausili, e io sono d'accordo con questo. Il bastone? Il bastone sì, ma ce lo paghiamo perché altrimenti perderemmo 6 mesi in pratica per una spesa di qualche decina o un centinaio di euro. mi Il pare. cane? No, non c'è nessun contributo. No. No. In questa lista che hanno le ASL per le quali noi prendiamo gli ausili è ormai vecchia, non è più aggiornata alle esigenze e alle nuove tecnologie, ai nuovi sistemi, quindi a noi è pressoché ormai inutile. Lui mi dice però, se una persona che è sotto un certo reddito, dobbiamo chiudere, prende un cane, la regione partecipa, può aiutarlo, è così? No. Al momento. Al momento Al no. momento no. No. Un cieco può partecipare personalmente, trovereste giusto partecipasse personalmente all'addestramento, alla preparazione del cane, che ripetiamo costa 16.000 euro circa? Dipende da qual è il suo reddito. Qual è il suo reddito? Però l'assessore faceva degli esempi che sono assolutamente irrealistici, ora come ora. Voglio ricordare che la percentuale dei disabili non occupati in Italia, dati Istat, quindi verificabili, sta attorno al 75%. E Quindi dice un cieco non ce la fa a contribuire all'addestramento del cane che prenderà. ce la farà sempre meno, anche perché le Ce la fa sempre meno. le Devo professioni- chiudere. Ah. Ce la può fare un non vedente a partecipare economicamente all'addestramento del cane che gli verrà assegnato? Ora come ora no, perché praticamente non ha più posti di lavoro. E allora, parlando di questo, io ho incominciato la missione salutando Antonio Tricoli, ma a questo punto io voglio salutare, mai fosse all'ascolto, le 3 persone che ho visto a Servazzano ricevere un cane, ma vorrei salutare anche una mia amica di infanzia. Parlavamo dei ciechi da adulti, mi riferisco a Gloria Coniglione, che è diventata cieca sicuramente dopo i 40 anni, che però, proprio anche parlando con Massimiliano e confrontandosi, da qualche giorno ha 2 nuovi occhi che sono arrivati a casa sua da Scandicci. Grazie per averci seguito, grazie ai miei ospiti, speriamo in qualche misura di avervi fatto capire un po' e di avervi fatto un po' entrare nel loro mondo. Arrivederci. Grazie. Birra Lasco. Aggiusta la giornata. Birra Lasco. Spirito creativo.